L'amministrazione comunale tenta di uscire dall'emergenza connessa al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie basilari della città, continuando a rivolgersi non alle ditte di igiene ambientale, ma ai cittadini o ad altri operatori comunque non pagati con soldi comunali. In questa categoria rientrano le squadre messe in campo dall'assessore Nello Amel, che si autodefinisce ironicamente un assessore operaio, che stanno appoggiando gli 8 uomini destinati al dicerbamento della città delle ditte. Nel passato non troppo lontano l'ex assessore al ramo Domenico Fontana in più occasioni ha spiegato che in altri contesti territoriali le stesse ditte svolgono le attività con molto meno personale. Allora perché ricorrere ai volontari? Adesso è stato lo stesso assessore in carica Nello Amel a lanciare un nuovo avviso: cerco giovani o non volontari per il Giro d'Italia. Questi dovranno farsi carico dalle 8:30 alle 13 del 9 maggio, domani, di orientare le persone alla differenziazione dei rifiuti. In cambio avranno accesso all'area riservata e potranno conoscere i grandi ciclisti, riceveranno una maglietta e cappellino e tutta una serie di materiale promozionale del Giro d'Italia. A storcere il naso però i netturbini di Agrigento, che non escludono nuove forme di protesta. Ed intanto scattano altre 4 contravvenzioni da 600 euro per rifiuti abbandonati lungo via Scifo e in contrada Fondacazzo.